Stia calmo, su. Ecco, adesso starà meglio. Che devo fare? Che devo fare? Garrani, Tommaso Garrani, stanza 103. Bene, 7° piano. Aspetta un momento qui. Attenzione, cabina in partenza. Premere per favore il bottone di destinazione.
Scusino. Il telefono non funziona. Io non so farlo funzionare. Vuole... Possono avvertire il telefonista giù. È ancora sotto morfina, ma è sveglio. Potete entrare. Si era parlato anche di un intervento. Abbiamo deciso di no. Ogni intervento è inutile ormai. Scusatemi. Tommaso, Ah, ti disturbiamo? carissimi, venite. Lidia. Ciao Tommaso. Come va? L'operazione è riuscita e il paziente è morto. Sedete. Allora, che cosa mi raccontate? Ho letto che oggi presentano il tuo libro. Sei contenta? Per favore non parlarmene. Ma no, perché? Sono cose che si devono fare. E poi quello che conta è il libro. Lidia, perché non siedi? Potete fumare se volete. No, grazie, non sono stanca. Ti ho portato Europa Letteraria col tuo articolo su Adorno. Ne ho già avuto una copia. Che te ne sembra? Lo aggiunga al volume? Lo trovo molto bello, l'ho letto in fretta, devo ritornarci sopra, ma è molto bello. Certo che lo aggiungi, verrà un bel volume. Già, bisognerebbe ripensarci. In questi giorni non ho avuto molto tempo per pensarci. Eppure sono i soli giorni liberi che ho da 3 anni. C'è una certa ironia nelle mie vacanze. Lidia, ti trovo molto bene. Anche Marcella voleva venire, ma ho pensato... Hai fatto benissimo. Non ho voglia di vedere nessuno. È davvero incredibile come non si ha più voglia di fingere a un certo momento. Voi no, è un altro discorso. Vi aspettavo. Ormai vedo le cose con una certa lucidità. E adesso ho rimorso di avervi mandato a monte un sacco di serate con la mia presenza. In quella casa dove si sta così bene. È casa tua, lo sai. Sì, lo so. Quante cose si finiscono per sapere se si resta un po' soli. E quante cose restano da fare. Mi viene il sospetto di essere rimasto ai margini di un'impresa che invece mi riguardava. E non ho avuto la forza di andare fino in fondo. Molte volte mi consolo dicendo che non avevo neanche l'intelligenza. Se parli così tu, a me non resta che smettere di scrivere e trovarmi subito un buon impiego. Io credo che tu lo dica per civetteria. Ah, è così bello insultarsi ogni tanto. Serve per mettere le cose a posto. Serve per farsi coraggio. Ma come, l'hai comprato? Volevo portartene una copia io. Non solo l'ho comprato, ma lo sto anche leggendo. Ho letto solo 50 pagine. Spero che me lo lasciino finire. Ci sono delle cose che mi piacciono molto. Tutta la storia del bagno, per esempio. È senz'altro la tua cosa migliore, se la morfina non mi fa sbagliare. Sai, con la morfina diventa tutto importante. Allora sarà certamente la morfina. No, davvero ti piace? Davvero, Giovanni. Finirà che avrai molto successo. Sì, ho proprio il dubbio di finir male. Ecco, vedi dov'è il vantaggio di una morte prematura? Che si sfugge il successo. Ah, mia madre. Buongiorno, signora. Come ti senti, Tommaso? Povera mamma, 7 ore di treno sola e adesso qui che per farmi compagnia non può neanche dormire. Oh. Che giorno è oggi? Sabato, se non sbaglio. Sì,
Sabato. Parlatemi di voi. Chi vedete? Da qualche tempo nessuno. Ossia i soliti. È tutto così difficile ormai. Passiamo il tempo in macchina per muoverci. Non è allegro. Stiamo quasi sempre a casa. È il vostro viaggio in Grecia? Ma Non abbiamo ancora deciso. era una tua idea, quando guarirai? Trattami come un amico, non come un malato. So bene come va a finire. Scusatemi. Ah, per i diritti ho lasciato istruzioni all'editore. Tra l'altro è lui che paga qui. No, no. Non è niente, sai, non è niente. Scusatemi, scusa. Non stancarti. Vuoi che chiami l'infermiera? O dobbiamo andarcene? No, 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 restate. Restate. Che bel posto qui, eh? Tutto ciò che odiavo è il fatto di arredamento. Non avrei mai immaginato una conclusione così di lusso. Mi sembra di frodare qualcuno. Verrà un giorno in cui le cliniche si faranno come i nightclubs. La gente vuole divertirsi, fino all'ultimo. Ah, lo champagne. Grazie. Lo sapevate che in questi casi viene voglia di champagne? Pensa, a me non piace. Eppure me ne è venuta voglia, improvvisamente. Non si sono meravigliati. Tieni su, fa bene. Scusi, signorina. Nei giorni scorsi non ho osato chiederglielo. Il suo nome? Mi chiamo Elena. Elena. Grazie. Non beve con noi? No, grazie, non si stanchi a parlare. Hai visto che bellezza? La tengono qui per confortare i malati. Non sa far niente, è soltanto bella. In certi casi la bellezza è proprio sconfortante. Giovanni, vuoi versare? Certo. Solo per me? E tu, Lidia? No. No, grazie, Tommaso. Non potrei. Giovanni, non lasciarmi solo. E tu, ma un po' di champagne? Sì. Ti fa bene? Un pochino. Cinci. Io devo andare, Tommaso. Tu resta, Giovanni. Io devo andare. Torneremo domani. Sì, grazie. Domani. Vuoi andare anche tu, Giovanni? No, io resto ancora un po'. Ciao, Lidia. Arrivederci. A presto. A domani. Sono i soli amici che ho. Gli altri sono conoscenze, compagni di lavoro. Ma loro sono bravi, sai, mamma. Lui, Giovanni, è uno scrittore, è famoso anche. Se un giorno vengono a trovarti, dovete andarci, un giorno. Gli farai un bel pranzo e gli darai la stanza che dà sull'orto. Sì, se ti fa piacere ci andremo. È promesso. Grazie. Io scommetto che invece della morfina mi fanno l'acqua distillata. Com'era, Giovanni, il concerto di Bacchus? Non ci sono andato.
Ha un fiammifero, per favore. No, i fiammiferi. Alzati. Su. Ci mancava anche questa seccatura del libro. Se non ti va di venire, lascia stare, vado solo. No, sto benissimo. Non sei stanca? Sì, forse un po' stanca. Lidia, ti devo dire una cosa che forse ti dispiacerà. È proprio necessario? Sì, è necessario. Mi è successo un fatto nella clinica, un fatto molto spiacevole. Ho rivisto quella ragazza. Che ragazza? Una ragazza del corridoio.
Era sulla porta quando passavo, ma lì per lì non ho capito cosa volesse. Sei entrato nella sua stanza? Si è aggrappata a me con un calore bestiale, una violenza che mi hanno tolto ogni forza. Perché lo chiami un fatto spiacevole? Non capisci che mi sono trovato davanti quella faccia sconvolta? E per un attimo ho creduto che ne fossi io la causa. È stato orribile. Sono arrivate le infermiere. Un fatto così puoi farci un bel racconto intitolato I vivi e i morti. È tutto quello che hai da dire. Cosa vuoi che ti dica? Che è stato ignobile da parte tua, che mi fai orrore? No, ti capisco, eri sconvolto. Ma non parliamone più. Ti dispiace? Forse quella ragazza adesso è felice. Perché? Perché è irresponsabile. C'era Piero, Giacomo, Mario. Allora, siamo andati, ma non c'è mai stato. Mi sono stato. Oh, buongiorno, come stai? Ciao, come stai? Buongiorno, caro Grazie. fotografo. Grazie. Ciao. Questa è l'anticamera della celebrità. Qui abbiamo fatto lunghe attese. Se vuoi dedicare una copia al nostro premio Nobel, Volentieri. una pena è. Sono onorato. Lei firma a sinistra sempre? Sì, Apre a sinistra i propri libri in generale? può anche darsi. È interessante però. Perché? Per il suo avvenire, secondo me anche. Ah sì? Spero molto in questo. E una copia a me per la collezione. Con te me la caverò come un'amichevolmente. Molto bene. E ora imparerà a fare le tedi. Allora cosa ci prepara di nuovo, Fontano? Niente, signore. Succede sempre, appena hai finito di scrivere un libro, ritrovi. Ma dov'è? Come mi piacerebbe scrivere un libro. Capisco, si qualifica come maxi tipicamente ma te ne rendi conto? Ma non è vendersi.
Quasi tutta il Che cos'ha? Vieni qui. Perché piangi? Ciao, Ciao. non vieni al mare? No, Perché? ho da fare. Dai, ci telefoniamo, eh? Certo. Ah, salutami Lidia. Sì, sì. Signor dottore, la posta. Grazie. Il quaderno, l'aula scolastica, la lavagna, il gesso, il gessetto, la porta, la finestra, la sedia, parlare, studiare, imparare, aprire, chiudere, entrare, prendere. Franca? La signora non è rientrata, vero? No, Non ha neanche telefonato, no? no. Sarebbe pronto. No, grazie, aspetta. Se lei deve uscire, vada pure. Grazie.
Aspetti qui. Basta! 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 Aspetta. Basta. Io aspetto sempre. Va bene. Vai, vai. C'è vento lassù, eh? Urca se c'è vento. Te gânderie sur la lune. Oui, non, ouais.
Lidia. Lidia. Oh, Giovanni, Ciao Lucia. Senti, per caso, Lidia... non sapevo che anche voi foste in casa. Ma veramente Pensa che scocciatura. Paolo Raffredori ci tocca di restare a Milano, ho certi nervi. mi dispiace. Ti volevo chiedere... Dì a Lidia che venga un po' di qua. Appunto, non posso dirglielo perché non è in casa. Speravo fosse lì da te. Ma che? Sono 2 giorni che non la Ok. vedo. Ciao, scusa, grazie. Ciao. Pronto? Ah, sei tu. Dove sei? Sono a Sesto San Giovanni, davanti alla Breda. Al solito prato. Ci sono dei ragazzi, sono sicura che ti piacerà. Stanno giocando con dei razzi, pensa. Sì, vanno altissimo, è molto bello. Non preoccuparti, non è successo niente. Ma no, santo Dio, ti dico di no. Vieni a prendermi, ti dispiace? Vieni subito. Se ha bisogno di vedere qualcuno, c'è una pensione qua vicino. No, grazie. Mm? Un bel vestito sera per una festa, vestiti. Le tusculate con la gonna ampia che metti sotto un bel paio di calzette in nylon, di cui un sottogono di quei pinguini. Quant'è? 900 lire, signora. Grazie. Più che si mette un vestito ben stretto che mi mette su ben seno. Continua il nostro programma di musica leggera. Cosa sei venuta a fare qui? Niente, figurati. Passavo per caso. Vieni. È strano, non è cambiato niente qui. Cambierà. Cambierà molto presto. Erano lì in fondo, Chi? quelli dei razzi.
Adesso sono andati via. Quando venivamo qui noi questo binario funzionava. Giovanni? Per piacere, mi dai la spugna? Senti, Giovanni. Sì, dimmi. Non mi va di stare in casa. Andiamo dai Gherardini. Andiamo dove vuoi, ma non stiamo in casa. Ma sì, andiamo lì. Mm? Cosa vorrà da te? Non ne ho idea. Ho visto un paio di volte in tutto. Ci sarà molta gente? È probabile. Ogni miliardario vuole il suo intellettuale. Avrà scelto te. È nuovo? Sì. Cosa c'è? Mi allacci? Sai che cosa ho pensato? Mm? Non andiamo dai Gherardini. Perché? Preferisco se andiamo per conto nostro. Voglio stare con te. Ma sì, forse è meglio. Che c'è? È così divertente starti a guardare. Perché è divertente? Ma non lo so. Qualche volta mi sembra quasi che tu ti dia un contegno davanti a me. Un contegno, ma che discorsi? Guarda, lei è tutt'altro che male quella ragazza.
ricordi? Hai proprio deciso di non farmi vedere il numero. Ti prego, non minimizzare sempre la mia parte. Posso avere anch'io i miei pensieri. E in questo momento quali sono? In questo momento non ne ho. Ma ne sto aspettando uno. Lo sento venire. È qui. È venuto? Sì. Bello? Dimmelo. No. Perché no? Dove hanno la villa i Gherardini? In Brianza, a mezz'ora di macchina. La vita sarebbe sopportabile se non ci fossero i piaceri. È tua? No, io non ho più idee. Ho soltanto memoria. Mi dici questo pensierino? Dopo. Allora, andiamo dai Gherardini? Come mai hai cambiato idea? Non so. Tanto per fare qualcosa. Mi fai il conto? Subito, signore. Ma sono morti tutti qui. Speriamo. Chi sarà che legge i sonnambuli qui? Fontano, vero? Mi fa piacere che siate venuti. Mi hanno tanto parlato di lei. Ci trovate in piena intimità, lo stiamo festeggiando perché ha vinto la sua prima corsa. È bravo, è il cavallo di mia figlia. Ah, come si chiama? Volfango, povero Volfango, è così bravo. Ma lei è molto giovane. Sa, leggendo i suoi libri ci si fa l'idea di una persona anziana, carica di esperienza. Lei ha letto i miei libri? Oddio, ho l'aspetto così frivolo. Venite che vi presento. Forse è un po' complicato. Ci presentiamo a poco, quando capita. Ma sì, facciamo così allora, eh? Una presentazione generale. Lidia. Ciao Berenice. Vi conoscete? Con Lidia? Povera bestia, ci odiamo da quando avevamo 2 anni. Mio marito. Molto piacere. Fontano, ce n'è voluto per stanarvi. Lasciamoli chiacchierare da sole, eh? Sì, scusate. E ora, Antonio, portiamo la nanna, eh? Ma perché, poverino? È tanto simpatico. Cara, se perde il sonno diventa nervoso. Per una volta, in fondo è la sua festa, no? Ma cosa vuoi che faccia a 2 anni, povera Stella? No, Antonio, a nanna. Non voglio che prenda delle cattive abitudini. E qui le tentazioni non mancano, eh? Antonio, vai. Tu piuttosto, cosa mi dici? Non mi guardare così. Ce li vedi tutti questi anni sulla mia faccia?
Ma tu lo sai che sei diventata più bella? Come hai fatto? Eri tanto bruttina. Non ti dispiace se te lo dico, vero? Me lo sono sentito dire tante volte. Ti comporti sempre come una sbambina. Sei sposata? No, vivo sola. Solissima. Io sono nata per stare sola. Si vede che sono troppo sensibile. Me lo diceva sempre anche il mio dentista. Ah, tu dimmi, che vita fai? Ambiente intellettuale? Viviamo a Milano tutte e due, non ci si vede mai. Stiamo sempre rintanati. Stasera, dopo anni, siamo andati a un tabarin, figurati. Guarda che bella la piscina laggiù. Sai chi vedo spesso? La Grimaldi, te la ricordi? No, per favore. Che cosa? Lasciamo stare i ricordi, vuoi? Ragazzi, su, musica. Sì, andiamo. Vedete, sino al recinto laggiù sono più di 3000 piantine. E guardate che tono profondo prendono la notte. Secondo lei, ingegnere, le rose dormono? Sì, lo spazio di una notte. L'espace de nuit, madame. Antoine, les ciseaux. Merci. Il faut chercher la plus belle pour vous, n'est-ce pas? Voilà. Grazie. Guardi che bella. Grazie. È appena sveglia e ha il colore delle sue labbra. Antonio, datele a Filippo, che è l'unico che sa disporle in modo da non farmi ricordare il cimitero. Hai visto che è venuto? Buonasera. No, lei, bravo. Sono proprio contento che sia venuto. Noi ci siamo visti un paio di volte. Sì, effettivamente sì, ma adesso non mi ricordo dove. Neanche io. Giovanna, ho l'impressione che voi due vannoiate, Vuoi che mi butti in piscina? Perché no? Nuda o vestita? Vuole? Grazie, non fumo. Ho sentito parlare molto bene di lei. Sì, molto bene. Chi ha costruito questa villa? Il Vietti, le piace? Cesarino, dove sei? Sono qui, ingegnere. Accompagna il signore un po' in giro. Prego, prego. si accomodi. Peccato che di sera non può vedere bene il parco perché sarebbe una benessa. Vado a Deauville, conosci? No. Un posto al nord, fa un po' freddo. Ma sai, ho la barca. La barca? È una barca grande per fare qualche giretto. Buonasera, Berenice. Buonasera. Sai, quello è ricchissimo. Avrà 1 miliardo di debiti. Guarda chi c'è, Roberto. Lo conosci? No. Vuoi che te lo presenti? Ma no, cosa dici? È un uomo straordinario, sai. Aspetta che vado a chiamarlo. Roberto? Senti, non mi mandare più cartoline. Mi fai un'invidia? Come stai? Non c'è male. Mi sono tornato l'altro giorno. Povera bestia, te la godi, eh? Ma che? Ero via per affari. Va là, va là. Scusa, ma sì, vado al bar. Beh, forse. Sì, vabbè, ma per me questa non è una risposta sufficiente. Lei ha già cenato? Grazie, più tardi. Oh, guarda chi c'è. Ecco la nostra patronessa romana. Mi permetto di presentarle il dottor Pontano, la marchesa Gentili, esperta in orfanelli. Lei fuma? Ma la devo prendere? Ma sì, la prendo. Vedo che qui a Milano si fuma molto. Ah, signorina Resi, venga.
Ho il piacere di presentarle il dottor Pontano. Giovanni Pontano, l'autore di... Ah, che libro meraviglioso. Loro ci permettono intanto e noi abbiamo qualche cosetta Prego. da Per dirci. me è uno dei più bei libri che siano mai stati Lei scritti. è troppo gentile adesso. Guardi, io credo di essere una delle sue più grandi ammiratrici. L'ho detto 3 Però- volte, sa? Sì, io sono certamente la sua prima ammiratrice in Italia. Ah, eccola. Sì, la supplico, mi lasci questo privilegio. Perché no? Vede, a me piacerebbe un romanzo in cui ci fosse una donna che si innamora di un uomo. Ma quest'uomo non si innamora di lei, no. Lui è preso dalla sua intelligenza, dal suo temperamento. Stanno insieme e poi... E poi come può finire una storia del genere? Può finire in tanti modi. Lei dovrebbe essere una donna importante, capace di sacrificarsi. Anzi, ecco il finale. Lei si sacrifica per la felicità di un'altra donna. Ma perché si sacrifica? Così. Mi fa venire da piangere. Cosa fai? Perché non vieni là? Sì, adesso. Un momentino. Com'è l'ambiente? Interessante? Abbastanza. Senti, ma è possibile che tu non ti diverta mai? Mi diverto così. Anche lì in casa c'è una ragazza che sta bene da sola. È lei che legge i sonnambuli. Ed è anche una bella ragazza. Caro commendatore, ci vediamo dopo. Dove vai? Allora, Pontano, come va? Pensi che non conosco nessuno? Ah. Prego, s'accomodi. Allora, come le stavo dicendo, caro amico, oggi parlare di ricchezza è assurdo. Non ci sono più ricchi, sa, per me. Ma se tuttavia qualcuno proprio volesse pensare alla ricchezza, io ho un solo consiglio da dargli. Non preoccuparsi del denaro. Io, guardi, ho sempre pensato alle mie imprese come a opere d'arte. E quello che io ricavavo di utile, quasi quasi a me non mi riguardava. Perché l'importante per me è creare qualcosa di solido, che ci sopravviva. Sì, caro, ma non è da tutti creare qualcosa di durevole. Tu? Scusa, permetti, cara. Quello che sorregge uno scrittore, facciamo il suo esempio, Pontano, non è certo l'idea del guadagno, ma un sentimento di necessarietà. Lei scrive perché sa che è necessario a se stesso e agli altri. Ma bisogna pur vivere. Ma non me ne sono mai preoccupato io. Dia retta a me, la vita è quella che noi sappiamo crearci con le nostre opere. Lei, Pontano, che cosa farebbe se non scrivesse? Qualche anno fa si sarebbe ucciso. Adesso non lo so. E tu, Giovanni? No, non mi sento così importante. Ci sono altre soluzioni. Quante volte oggi uno scrittore si domanda se lo scrivere non sia un istinto insopprimibile ma antiquato. Questo lavoro così solitario, artigiano, questo mettere faticosamente una parola dietro l'altra, questo lavoro che non si riesce a meccanizzare in nessun modo. Ma lei ne è veramente convinto? No. Però voi altri industriali avete il vantaggio di fare i vostri racconti con le persone vere, le case vere, le città vere. Il ritmo della vita e del tempo è nelle vostre mani. Forse anche il futuro è nelle vostre mani. Oggi è una giornata particolarmente nera. Sì, è probabile. Ma no, lei è uno dei tanti che si preoccupano del futuro. Io me lo organizzo il futuro. Però mi basta il presente, c'è già tanto da fare. E poi il futuro, si ricordi, è probabile che non cominci mai. Oh, il futuro sarà una cosa orribile, non credete? Che programma avete per domani? Perché non restate qui? Cara, mi interrompi sempre. Scusami. Allora noi ce ne andiamo, eh? Continua. Stavi dicendo che il futuro non comincerà mai. Andiamo. Già.
Si sieda. Ma chi lo sa che cosa ci aspetta? Forse i nostri privilegi saranno travolti e sarà un bene. Sì, sarà un bene. Quando ero giovane, molti anni fa purtroppo, io vedevo un mondo così nella mia immaginazione. Mi sono messo a lavorare pensando a un futuro simile. Ma Beve qualcosa? Sì, un cognac. Cesare? Ma sì, è da stamattina che lo guarda, e lo guarda proprio negli occhi. Chissà cosa gli è preso. Forse trova qualche rassomiglianza. Oppure aspetta che si svegli. Vagli a capire i gatti. Vorrei un bicchiere di vino, bianco. Senti, allontanati per piacere. Perché? Allontanati. Scusi un momento. Guarda chi si vede, il mio flirt. Caro Guido, come stai? Grazie di essere venuto. Ma tu ti sei dimagrito. Trovi? Cosa hai fatto? Ho deciso di fare un po'. Simone, non ti fai mai vedere. Mi trova qualcuno che venga a giocare con me? Io non vado bene. No, troppo vecchio. Se gioco con lei certamente ringiovanisco. Io non voglio ringiovanire. Perché? Avanti, mi dica perché. Ecco, avrei vinto. Per vincere il portacipria deve arrivare in uno di questi quadrati qui. Gli ultimi. Che cosa ci giochiamo? Ognuno pensa dentro di sé quello che vuol vincere. Poi ce lo diciamo alla fine. Io mi chiamo Valentina. Valentina, lei perde spesso a questo gioco. L'ho inventato adesso. Una volta ho perso tutto. Che gioco è? Stabiliamo che bisogna fare almeno 700. Allora sarò chiaro. Io sono venuto qui per parlare con lei. Bel colpo, ma senza cuore. Sì. Ho paura. Andiamo. E questo ne ha troppo di cuore. Voglio vedere lei adesso. Bellissimo! Uno per me. Io. Calma. Sì. Esagerato. È saltata via la pietra. No, davvero. Mi dispiace. Accidenti, mi dispiace proprio. Ma diamo un'occhiata, non può essere mica andata tanto lontano, no? È qui che è saltata via. Può essere andata in giardino. Ah, buona questa. Ma non importa, tanto era un rubino vero. Si diverte molto a fare la cinica. No. Adesso ti faccio vedere, lo mandi in quel quadrato là, è difficile. Tiro. Eccolo.
canta per lui. No, 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 no. Se fate così non ci sto. No, no, non ci sto, non ci sto. Lei si preoccupa soltanto di chi perde. Tipico degli intellettuali. Egoisti ma pieni di pietà. Noi siamo a San Siro e io non voglio sentirmi un cavallo. Avanti! Avanti, c'è un altro cavallo più fresco. Eccolo! Oh. Vorrei avere notizie del signor Garani. Stanza 103. Quando? 10 minuti fa. Sua madre era lì. Valentino, sono un po' deluso. Da me? Mhm. Ma come posso riparare? Vogliamo leggere qualche pagina insieme? Sarebbe già un modo per stare più vicini. Ha molto bisogno d'affetto? Lei no? Lo sa che ha un credito verso di me? Mi sono ritirato. Me lo lasci costare ancora per un po'. Questo credito. Se lo ricordi, però. Ma ho l'impressione di scordarmi ogni giorno qualcosa.
sentiamo domani. Sì, cara. Ma come, Ignazio? Te ne vai anche tu? Cattivone. Sì, grazie per la bella raccomando serata, vivamente ma per la si è persona. fatto tardi. Gli E dica poi di voi venirmi andate a a trovare. dormire, no? Ma no, io non vado mica, Nanna. È lui che si alza presto. Sai una cosa? Buonanotte. Io ho un po' gli orari Buonanotte. delle prostitute. Buonanotte. Buonanotte, papà. Ciao, Sei cara. imbrazzata la notte. Mi piace, cosa vuoi che ti Già. Buonanotte. Vogliamo Ignazio. fare due Buonanotte. chiacchiere? Ignazio, ti aspetto domani sera, eh? Senz'altro. Senti, mamma. Dimmi, tesoro. Pontano, volevo farle una proposta. Mi serve un uomo come lei. Per cosa? Ho un programma culturale per i miei dipendenti. Ecco, io vorrei svecchiare la mia azienda, perché mi sono accorto che non c'è comunicazione fra i capi e gli operai. E sa perché? Perché non conoscono la storia della ditta e non sanno niente di me, che l'ho messa su. Sediamoci. Ecco, voglio costituire una direzione della stampa, della pubblicità e delle relazioni col pubblico, ma soprattutto delle relazioni interne. Interne. Vorrei, per esempio, fare una pubblicazione sulla storia della nostra azienda. E dovrei scriverla io. Sì, ma non soltanto questo. Io vorrei che lei diventasse un nostro dirigente. Cos'è, una specie di impiego fisso? Certo, non le piacerebbe stare con noi, vivere la vita dell'azienda? Scusi, quanto guadagna lei attualmente? Sua moglie è di famiglia ricca, vero? Vedo che lei è ben informato, ma forse non sa che anch'io ho qualcosa di mio. E poi faccio molte pubblicazioni sui giornali e... Ah, capito. Non le piacerebbe di essere indipendente? Indipendenti in che senso? Ci pensi, Pontano. Ci pensi. E si ricordi che la mia ditta persegue una politica di alti salari. Domani mattina. Vuol saperne? Ha un deficit di 700 milioni. Sì, Non diamo Ah, le possibilità. venite un po' qua. Guardate cosa mi ha regalato una mia cugina poco fa. È appena tornata dall'America. Un borsellino e ci ha messo dentro anche un dollaro. Ma guarda dove arriva l'area del dollaro. Ma cosa fa lì tutta sola, signora Pontano? Però questi scrittori, È bello qui, vero? Giovanni. Vengo subito. Poteva andare bene, solo che è stato quel diavolo di Carida che è scappato via e non mi è più riuscito a prendere. Hai sbagliato.
Perché se tu venivi via prima invece di stare lì dietro, vincevi facile e invece ti Ma hanno i miei battuto. erano ordini di Per scuderia. caso hanno visto passare di qua la signorina? No, io no. Neanche io. Grazie. Prego. Se fa presta, di vince. Quando ci sono degli ordini. Lei balla? Ma lei non sa ballare? No. Guarda quella là! No, Giovanna, non farlo, ti prendo la tiretta, Giovanna! Che fai? Anch'io, Giovanna! Ma è matta, matta! Che matta! Non faccia sciocchezze. Oh, Giovanna! Metti qua giù per le togliere lo Ma dove mi porta? Salga. Questa rialza in borsa, speculazione politica, te lo dico io. Addio Nini, sei un fiore. Angelo, porta delle candele, per favore! Toccami, sono tutta bagnata! Giulio, dove sei? Si veste con un piede. Ma quello che non viene come candele. Infatti per per conservarti la carnadella. Risultato? Adesso ferma sempre a crisi di nervi. Fontano, dove va? Aspetti un momento. Perché non parliamo mai noi due? Mi racconti qualcosa? Sì, più tardi. Più tardi venga a rimboccarle le coperte e le racconto una bella favola. Faccia conto che sia già letto. Racconti. No, più tardi. Le racconto la storia di un eremita. Un eremita intellettuale, naturalmente.
e per anni si era nutrito di rugiada. Poi scese in città, gli fecero assaggiare del vino e da quel momento diventò alcolizzato. Le piace? Sì, ma io vorrei una storia vera, successa a lei realmente. Me ne succedono di peggio, mi creda. Vorrei tanto capire cosa passa per la mente di uno scrittore. Come si chiama lei? Maria Teresa, per gli amici Resi. Senta, Resi, ma lei vuol capire solo gli intellettuali. Ma no, anche gli altri. Allora immagino che avrà molto da fare. A più tardi. Sì, vero. Mi scusi, non posso. Io non distruggo focolari domestici. Almeno in questo sono saggia. Adesso vai da tua moglie e ci resti per tutta la serata. Ma è proprio mia moglie che prima mi ha mandato da te. È lo stesso. Ne paghi il tuo debito così. Valentina, è troppo buio. Dove la trovo adesso? Stasera ero molto triste. Poi giocando con te me era passata. E adesso sento che mi ripiglia. È come la tristezza di un cane. Hai una sigaretta? Fumo il sigaro. Scusa, vado a prendere il mio.
Angelo? Sì, signorina. Porta altre candele. Va bene, signorina. Io credo che noi dovremmo dirci qualche cosa di più, no? Sì, sarebbe naturale, ma... A me sembra che l'amore debba limitare una persona. Qualcosa di sbagliato. Che fa il vuoto attorno. Ma non dentro. Anche nei romanzi tornano di moda i sentimenti. Ho capito. Stai lavorando stasera? No, credo di non essere neanche più capace di scrivere. Non cosa scrivere, ma come scrivere. Si chiama crisi, siamo in molti oggi ad averla, ma per me si tratta di una cosa segreta che tocca tutta la mia vita. Sei un uomo debole. Come me. Perché mi dici queste cose? Potrei non capirti. In fondo, a me piace il golf, il tennis, le macchine, i parties. E non c'è altro. Non c'è altro che ti piace. Sì. Tutto. Mi aiuti? Prometti di non prendermi in giro? Prometto. Dal salone oggi venivano i dialoghi di un film trasmesso alla televisione. Se io fossi in te, Jim, non lo farei. Dopo questa frase c'è stato il guaito di un cane, lungo, sincero, perfetto nella sua parabola che si chiudeva nell'aria come in un grande dolore. Poi mi parve di sentire un aereo e invece venne il silenzio e io ne ero molto contenta. Il parco è pieno di silenzio fatto di rumore. Se metti un orecchio contro la corteccia di un albero, rimani così per un po'. Alla fine senti un rumore. Forse dipende da noi, ma io preferisco pensare che sia l'albero. In quel silenzio ci sono stati dei colpi strani che disturbavano il paesaggio sonoro intorno a me. Io non volevo dirli. Ho chiuso la finestra, ma quelli continuavano. Mi sembrava di impazzire. Io non vorrei udire suoni inutili. Vorrei poterli scegliere durante la giornata. E così le voci, le parole. Quante parole non vorrei ascoltare. Ma non puoi sottrarti. Non puoi fare altro che subirle. Come subisci le onde del mare quando ti distendi a fare il morto. Me lo fai risentire? Ho cancellato tutte sciocchezze. Perché fai così? Ma perché la mia non è una vocazione irresistibile. Tra l'altro dice mia madre che stare chiusi in casa tutto il giorno a scrivere fa male alla pelle. È un peccato sprecare così l'intelligenza. Io non sono intelligente, sono sveglia. È diverso. Le cose mi basta guardarle, non ho bisogno di scriverle. L'anno scorso siamo andati negli Stati Uniti a vedere Giulia. Chi è Giulia? Il ciclone. Valentina, probabilmente avremo occasione di vederci spesso, sai. Tuo padre mi ha offerto di lavorare nella sua azienda. L'anno scorso mi sembrava di essere innamorata di uno, ma io non so, devo essere proprio fatta male. A poco mi calmerò.
Ma tutte le volte che ho cercato di comunicare con qualcuno, l'amore è andato via. È in quell'occasione che hai perso tutto. No. Ma perché vuoi metterti con mio padre? Tu non hai bisogno di soldi. Credi? Tu hai bisogno di una ragazza per ricominciare. Non di una ragazza. Di te. Non aver paura. Io non ho paura. Vedi? È assurdo. Come si fa a dormire quando si è con la gente? Può sempre succedere qualcosa. No, non succede mai niente. Lo so, ma io non voglio neanche pensare di perdere tempo. Accidenti, ragazzi. Mi fate venire l'infarto. Amore, 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 quanto sei tenero. Amore, 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 guarda quanto è piccolo, ma quanto è caro, guarda quanto è dolce. Si venga ad asciugare in camera mia. Oh, là, Roberto, ciao. Buonanotte. Non sia prosaica, un panino al prosciutto, andiamo. Lo sa che la tartaruga di D'Annunzio morì per un'indigestione di tuberosi? Grazie. Sul serio? Non mi crede. Aspetti, prendo un asciugamano. Si tolga il vestito, non vede che fradicio. Senta Valentina, si chiama così, no? Non mi piacciono tutte queste premure. Dica pure liberamente che cosa pensa. Ma per favore lasciamo perdere quest'aria di complicità. Tra l'altro non mi sembra neanche nel suo carattere. Io non penso a niente. Faccia come vuole. Si asciughi, non si asciughi, non la facciamo tanto lunga. Ma il nostro scrittore non beve? No, grazie. Un giorno, l'anno scorso a Venezia, ho invitato quello scrittore americano, quello come si chiama? Quello che ammazza gli elefanti. Hemingway, suppongo. Ecco, bravo, proprio quello. Accidenti che uomo, quello è un vero artista. Pensi che quando gli ho detto, caro signor Hemingway, lei mi piace e io voglio venirlo a trovare nella sua fattoria, lì a Cuba, non so. Sapete cosa mi ha risposto? Se lei viene a trovarmi, io le sparo. Però è uno che il suo mestiere lo conosce bene, eh? Guadagna quello che vuole. Milioni di dollari. Non sono poi mica da buttare via neanche per un intellettuale, eh? È difficile stabilire che cosa per un intellettuale sia da buttare via o da conservare. I soldi, caro lei, non si buttano mai via. Il nostro tempo, caro signore, è antifilosofico e vile. Non ha il coraggio di dire ciò che ha valore e ciò che non ne ha. E la democrazia, per dirla in parole povere, significa fai quello che accade. Conosco queste parole, sono di uno scrittore che amo, ma dette qui mi fanno un po' orrore. E perché mai? Perché il Signore le ha dette con un certo compiacimento, l'autore al contrario le ha scritte con disperazione. Ma quello che conta è quello che si dice, non le intenzioni. Devo raccontarti fatti o evitiamo? Evitiamo. Meno male. Non sono il mio forte le confessioni. Mi domando cos'è il mio forte. Amore no. I vizi nemmeno. Sono piena di vizi, ma senza praticarne nessuno. Non mi piace neanche il whisky. Io invece credo di aver trovato il vizio che mi piace. È caldo.
È buono. Quanti anni hai? 22. E molti, molti mesi. Tu non sai che cosa vuol dire sentirseli addosso tutti gli anni e non capirli più. Stasera vorrei solo morire. Te lo giuro. Almeno finirebbe questa angoscia e comincerebbe qualcosa di nuovo. Magari niente. Già. Magari niente. Andiamo via. Dove vuoi andare? Non è meglio? Non c'era gelosia, sai, in quello che ti ho detto prima. Neanche un po'. Il guaio è tutto qui. Spero che ci rivedremo. Mi invitate a casa vostra? Quando sarai tornata dalle vacanze. A settembre ci rivedremo. Tornerò molto tardi quest'anno. Molto tardi. Mi avete ridotto a uno straccio voi due stasera. Passiamo di qua, ti dispiace? Non ci far caso. Io piango soltanto per delle sciocchezze. Non andiamo subito a casa. Vuoi ridere?
padre di Valentino mi ha chiesto di lavorare per lui. Mi offre un posto importante. E tu? Credo che rifiuterò. Perché? È una buona occasione. Tutto sommato potresti avere una vita più tua. Prima ho telefonato in clinica. Tommaso è morto. Prima quando? Perché non mi hai detto niente? Stavi giocando giù. Era veramente un buon amico per te. Per me era molto di più. Mi attribuiva un'intelligenza, mi dava una forza che io non ho. Ma lui credeva che l'avessi e mi costringeva a crederci. Quanti giorni ha passato vicino a me, seduto a un tavolino per farmi studiare. Non ne avevo nessuna voglia. Ero così chiusa nei miei piccoli problemi. E lui lì a insistere, a ossessionarmi. Sono arrivata a detestarlo per questo. E mai una volta che mi parlasse di lui. Sempre io. E io che non capivo niente. Non mi rendevo conto. Si è ridicoli da giovani con quell'assurda spavalderia. Sembra che niente debba finire. Invece tu hai cominciato subito a parlarmi di te. Era una cosa nuova. Ero così contenta che nient'altro al mondo sentivo con più dolcezza. Forse perché ti amavo. Amavo te, non lui. E così la sua adorazione mi stancava. Anche se tu ne eri lusingato. Non è così? Sì, ma non molto. Era un uomo così indifeso. Se stasera ho voglia di morire, è perché non ti amo più. Sono disperata per questo. Vorrei essere già vecchia per averti dedicato tutta la mia vita. Vorrei non esistere più, perché non posso più amarti. Ecco, questo è il pensiero che mi è venuto mentre eravamo al night club e tu ti annoiavi. Se tu dici questo, se vorresti essere già morta, vuol dire che mi vuoi ancora bene. No, è soltanto pietà. Non sono riuscito a darti niente. Non mi sono reso conto di niente. Ho buttato, continuo a buttare la mia vita così come uno stupido, prendendo senza dare, o senza dare abbastanza. Forse valgo poco, se è questo che vuoi dire, hai ragione. Passavo pomeriggi interi seduta su un letto a leggere. Tommaso arrivava e mi trovava là. Avrebbe potuto baciarmi anche. Non l'avrei respinto. Per noia. Invece lui mi guardava e mi ascoltava mentre leggevo. Tutti quei libri che non mi servivano a niente.
200 pagine al giorno. Ero sveltissima a leggere. Non ti ho dato niente. È strano come soltanto oggi mi renda conto che quello che si dà agli altri finisce col giovare a se stessi. Ma che cosa sperano? Che il giorno venga su diverso se loro suonano? Lidia, finiamo questo discorso. Cerchiamo di restare attaccati a qualche cosa di certo. Io ti amo. Ecco, io sono convinto di amarti ancora. Cosa vuoi che ti dica? Torniamo a casa. Stamane tu dormivi ancora quando mi sono svegliato. A poco, uscendo dal sonno, ho sentito il tuo respiro leggero e attraverso i capelli che ti nascondevano il viso ho visto i tuoi occhi chiusi e ho sentito che la commozione mi saliva alla gola e avevo voglia di gridare e svegliarti perché la tua stanchezza era troppo profonda e mortale. Nella penombra la pelle delle tue braccia e della tua gola era viva e io la sentivo tiepida e asciutta. Volevo passarvi sopra le labbra, ma il pensiero di poter turbare il tuo sonno e di averti ancora sveglia tra le mie braccia mi tratteneva. Preferivo averti così, come una cosa che nessuno poteva togliermi perché ero il solo a possederla. Una tua immagine per sempre. Oltre il tuo volto vedevo qualcosa di più puro e di più profondo in cui mi specchiavo. Vedevo te, in una dimensione che comprendeva tutto il mio tempo da vivere, tutti gli anni futuri e anche quelli che ho vissuto prima di conoscerti, ma già preparato ad incontrarti. Questo era il piccolo miracolo di un risveglio, sentire per la prima volta che tu mi appartenevi non solo in quel momento e che la notte si prolungava per sempre, accanto a te, nel caldo del tuo sangue, dei tuoi pensieri, della tua volontà che si confondeva con la mia. Per un attimo ho capito quanto ti amavo, Lidia, ed è stata una sensazione così intensa che ne ho avuto gli occhi pieni di lacrime. Era perché pensavo che questo non dovrebbe mai finire, che tutta la nostra vita dovrebbe essere per me come il risveglio di stamane. Sentirti non mia, ma addirittura una parte di me, una cosa che respira con me e che niente potrà distruggere se non la torpida indifferenza di un'abitudine che vedo come l'unica minaccia. E poi ti sei svegliata e sorridendo ancora nel sonno mi hai baciato e ho sentito che non dovevo temere niente, che noi saremo sempre come in quel momento, uniti da qualcosa che è più forte del tempo e dell'abitudine. Di chi è questa lettera? È tua. No. No. No, no. Non ti amo più, non ti amo più. Anche tu non mi ami più. Sta zitta, sta zitta, sta zitta. Dillo. Dillo. Ma non lo